Inchiesta sulle presunte torture in questura a Verona il giorno degli interrogatori dei 5 agenti delle volanti arrestati per i pestaggi nel cosiddetto acquario, la sala dei fermati con una delle 4 pareti in plexiglass trasparente. Solamente uno ha deciso di parlare, fornendo parziali ammissioni, raccontando di aver solamente reagito alla provocazione di uno dei soggetti condotti in quella stanza. Ha spiegato e ridimensionato l'accusa di tortura, ha sottolineato al termine dell'interrogatorio il suo legale. Gli altri 4 poliziotti si sono avvalsi invece della facoltà di non rispondere. Per uno di loro è stata preannunciata la presentazione di una memoria difensiva con elementi oggettivi a discarico. Da una bodycam sarebbe possibile estrapolare delle immagini riprese dagli agenti a loro tutela sui fatti contestati. Il giudice di fronte al quale si sono presentati i 5 agenti sentirà anche gli altri 17 indagati e fisserà un incidente probatorio per verbalizzare e fissare le dichiarazioni delle presunte vittime dei pestaggi in questura.